A 40 anni dal riconoscimento a denominazione di origine controllata, il Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, l'originale Prosecco, rinnova la propria identità. Il vino, divenuto simbolo di spumante italiano nel mondo, infatti diventerà DOCG a partire dalla prossima vendemmia e cambierà nome in Conegliano Valdobbiadene Superiore di Prosecco. Sentiamo le istituzioni a riguardo. Innanzitutto diciamo che il Veneto è il primo produttore nazionale con 7 milioni e mezzo di ettolitri e ha un bel po' di denominazioni, sono oltre 25 le denominazioni del Veneto, ma ricordiamo soprattutto un dato importante, che tra le denominazioni va ricordato quella importante che più è conosciuta a livello internazionale, che è rappresentata dal Prosecco. Prosecco adesso vive un momento di difficoltà rispetto alla denominazione, in quanto il nome Prosecco può essere utilizzato in tutto il mondo. Io spero dalla prossima primavera avremo questa procedura in OCM Vino, quindi a livello comunitario, che ci permetterà di utilizzare il nome Prosecco solo a livello di DOC e della nuova DOCG. La nuova DOCG corrisponderà ovviamente alle DOC storiche. La Regione Veneto si sta impegnando nel riconoscere la zona del Prosecco DOC come zona DOCG e quindi tutelare il nome del Prosecco, onde evitare che succeda ciò che è successo nell'ultimo Vinitaly, dove un vino brasiliano ha vinto il primo premio per quanto riguarda il Prosecco nel mondo. Ecco, questo non deve più accadere, noi dobbiamo tutelare il nostro Prosecco e di conseguenza parte questa grande iniziativa della Regione Veneto, sostenuta anche da molte associazioni locali che promuovono il vino e i prodotti enogastronomici della nostra terra. Azione di tutela nazionale e internazionale del vitigno Prosecco e del vino Prosecco è una partita importantissima che si sta giocando in questi giorni. La domanda ufficiale è stata inviata dalla Regione al Ministero e sarà vagliata. È importante sottolineare che si tratta di un'iniziativa voluta e ottenuta dai produttori per tramite i loro rappresentanti, i consorzi e le associazioni di categoria. Da sottolineare la condivisione del testo, che è la migliore soluzione possibile. Probabilmente non accontenta tutti, ma proprio per questo è la migliore soluzione possibile in questo momento. È la possibilità di venire incontro a quelle che sono la mannaia delle normative europee, che potrebbe determinare la fine di quello che è un fenomeno, il fenomeno del Prosecco, poiché tutti i vini vitigno non vengono protetti dalla Comunità Europea e quindi significa che anche un semplice vino da tavola può portare la denominazione Prosecco nella bottiglia. È un danno enorme che la filiera del Prosecco trevigiana ha voluto evitare per salvaguardare il reddito di tutte le aziende, di quelle di collina, quindi col Conegliano Valdobbiadene, a cui viene riconosciuto uno status superiore rispetto al prodotto base, ma anche alle produzioni di pianura che nel tempo hanno preso piede nel mercato. Con questa soluzione riusciamo a garantire stabilità e reddito anche per il futuro delle aziende agricole.